La città di Vicenza scende di posto nella classifica che misura le qualità ambientali di 106 capoluoghi italiani stilata da Legambiente e Il Sole 24 Ore. La città berica si trova infatti ora alla 51esima posizione secondo l'ordine stabilito dal rapporto Ecosistema Urbano 2024, scivolando in basso di 2 posti rispetto allo scorso anno. Terzultima in Veneto, Vicenza è migliore solo di Rovigo e Verona. A penalizzare il giudizio soprattutto l'elevato valore dell'inquinamento dell'aria dovuto alla concentrazione di PM10. I vicentini non si scandalizzano per lo scarso risultato ottenuto quest'anno, ma chiedono alla politica meno demagogia e scelte più concrete. Beh, è sempre spiacente ovviamente scendere, perché vuol dire che non vengono osservate abbastanza le norme anti-inquinamento che ci sono. Poi c'è poco da dire che dobbiamo seguire l'elettrico che poi ha dell'altro tipo di inquinamento per le batterie, quindi io darei maggiore attenzione assolutamente a tutto l'inquinamento che ci sono, cioè a partire appunto dai riscaldamenti a legna o cose del genere, ma comunque per le domeniche ecologiche onestamente non credo sia proprio la forma migliore per affrontare questo problema. Piuttosto di niente, una giornata può anche andare, nel senso, però bisogna fare ben altro. Interventi di fermare le auto domenica è un diversivo per dire facciamo che la gente cammini. È sempre lì siamo, dipende dagli amministratori, qui ogni amministratore che cambia si preoccupa solo di modificare magari i sensi unici della città e non andare magari a livello più profondo. Un controllo nelle aziende in modo che non ci siano altre sorprese dopo i FAS per esempio, perché non c'è solo l'acqua, c'è anche l'aria che ci circonda. Forse bisognerebbe intervenire sulle nostre fabbriche, abbiamo la Valbruna che emette tanto nell'aria proprio per il problema che Vicenza non riesce a pulirsi. Rivedere tutta la serie del trasporto cittadino, abbassare il prezzo del biglietto. Per fare qualcosa secondo me ci vorrà tanti anni e ragazzi di buona volontà, perché se non puntiamo sulla gioventù siamo persi.